Sono le 2 di notte in Venezuela e le 7 in Italia quando una pioggia di bombe irrompe su Caracas. È il raid aereo con cui gli USA, per volere del presidente Donald Trump, sconvolgono lo scenario internazionale e mettono a segno la cattura di Nicolás Maduro e della moglie, che lo stesso Trump annuncia poi fuori dal Venezuela in volo verso New York. Che cosa? Ascoltalo. In Venezuela risiede la terza comunità italiana dell'America Latina, con circa 160.000 nostri connazionali residenti, tra i quali molti veneti, e anche il cooperante veneziano Alberto Trentini, da oltre un anno purtroppo prigioniero nel carcere di El Rodeo, senza alcuna accusa formale. Così al telefono l'ambasciatore italiano in Venezuela, il veronese Giovanni Umberto De Vito. La situazione a Caracas è molto fluida e volatile. La nostra raccomandazione in questo momento è ai nostri connazionali di restare nelle rispettive abitazioni e di non uscire per strada. Ovviamente la nostra priorità assoluta è l'incolumità e la sicurezza dei connazionali. Trentini intanto resta in carcere come tutti gli altri prigionieri politici, ma la situazione è in evoluzione. Il vicepremier Antonio Tajani, ministro agli esteri, ha garantito la massima attenzione per i nostri connazionali e al lavoro con tutta la Farnesina. Anche il presidente del Veneto Alberto Stefani ha parlato al telefono con il ministro Tajani e ha espresso l'auspicio che al più presto Alberto possa ricongiungersi con la sua famiglia e la sua terra. Lo aspettiamo, ha detto, in silenzio, mamma Armanda, operoso silenzio e preghiera. Per gridare insieme liberate Alberto Trentini, perché noi attendiamo solo quella telefonata, la telefonata della liberazione. A ciascuno di noi spetta fare qualcosa. Quello che ci auguriamo noi è appunto che Alberto Trentini torni al più presto a casa in Italia, quindi qui a Venezia, al più presto possibile.